Buongiorno a tutti, iniziamo la nostra conferenza stampa di vigilia. Partiamo con le domande per Leo Bonucci e partiamo con le domande in lingua italiana per una questione di traduzione, ok? Grazie. Iniziamo da JTV. Ciao Leo, buongiorno, Enrico Zabruno, Juventus TV. Con che spirito scenderete in campo domani sera per tentare la rimonta, considerando anche le due belle prove recenti, soprattutto l'ultima in terra contro la Lazio? Grazie. Ciao, buonasera a tutti. Scenderemo in campo con lo spirito che contraddistingue la Juventus, quello di voler apportare a casa la vittoria con grande umiltà, con grande rispetto del Porto, ma con la consapevolezza che, come abbiamo visto soprattutto nelle ultime partite, con una certa applicazione, sacrificio e voglia di lottare si possa arrivare a grandi risultati. Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle. Ciao Leo. Allora, io volevo chiederti, l'ultima volta che la Juve ha dovuto rimontare un 1-2 preso in trasferta era alle semifinali di Europa League, se non sbaglio, contro il Benfica, e tu eri in campo. Cioè, vedi delle similitudini con quella partita e secondo te quali errori bisogna non ripetere? Sì, io ero in campo e mi ricordo che nella partita di ritorno la troppa frenesia e ci ha giocato dei brutti scherzi, e quindi domani sera bisognerà essere attenti, non farci prendere dalla voglia di voler arrivare al gol a tutti i costi, perché un gol si può fare anche all'ultimo minuto. Ovvio è che scenderemo in campo per vincere, per fare più di un gol, con la consapevolezza che il Porto sicuramente non verrà qui a difendere il risultato dell'andata, ma se la giocherà. Sport Italia, Giovanni Albanese. Ciao Leo, buon pomeriggio. Volevo chiederti se c'è qualcosa che vi siete detti all'interno dello spogliatoio dopo la gara di Porto e che in qualche modo sta caratterizzando la preparazione della partita di domani. Grazie. No, dopo la partita di Porto eravamo tutti consapevoli di non aver fatto quello che dovevamo fare, perché abbiamo commesso degli errori che ci sono serviti da lezione, come sono stati fatti in altre partite, ma come ci serve da lezione ogni allenamento e ogni partita che giochiamo. È una squadra fatta di grandi uomini che sanno prendersi le proprie responsabilità sia nei momenti positivi che in quelli meno positivi. La voglia nostra, come detto, è quello di scendere domani in campo per portare la Juventus dove merita. Corriere dello Sport, Filippo Bonsignore. Buongiorno Leo, volevo chiederti come stai, sei rientrato l'altra sera con la Lazio per qualche minuto, sei pronto per giocare da titolare? In generale come stai dopo questo periodo di infortunio? Grazie. Sto come un giocatore dopo quasi un mese di riposo forzato. Deciderà il mister chi schierare negli 11 iniziali, però come hai visto tutti quelli che fanno parte di questa squadra si fanno trovare pronti nel momento in cui vengono chiamati in causa, e domani sera sarà così. Io da parte mia, dopo un mese fuori dal campo, non vedo l'ora di scendere in campo, ma come detto dipende dalle scelte del mister. Gol.com, Romeo Agresti. Ciao Leo, da veterano quale sei? Ti vorrei fare una domanda sul tuo compagno di reparto, su Demiral, che pare che stia crescendo davvero in maniera esponenziale. Come lo stai vedendo? Grazie. Sì, Mary sta acquisendo sempre più sicurezza. È normale che dopo un periodo lungo di inattività come ha fatto lui dopo l'infortunio che ha avuto, c'era bisogno di tempo perché si ritrovasse a livello fisico e a livello mentale. Ha dimostrato di poter essere una pedina importante per questa squadra, e poi trasmette energia, trasmette entusiasmo, è un positivo per il gruppo e a noi fa solo che bene. Calciomercato.it, Giorgio Musso. Ciao Leo, volevo chiederti se la vittoria di sabato potrà dare nuove sicurezze alla squadra in vista di domani, e poi se ti aspettavi al primo anno di Juve un Chiesa così determinante in una grande squadra appunto qual è la Juve. Grazie. La vittoria di sabato sicuramente dà grande entusiasmo. Quando vinci si lavora meglio, ma come detto prima, ogni giorno durante l'allenamento e ogni partita, sia che se vinci che se perdi, ti porta un insegnamento, e noi dobbiamo crescere e migliorare giorno dopo giorno per
perché domani sera succeda quello che tutti ci auguriamo possa succedere. Chiesa un po' me l'aspettavo, perché fortunatamente per lui non si mette addosso troppe pressioni, gioca libero da qualsiasi tipo di pensiero e sbaglia, rincorre, abbassa la testa, poi si arrabbia, poi lo rivedi sorridere, quindi è uno molto genuino e spontaneo, e questo gli ha permesso di capire cosa significa indossare questa maglia in maniera molto veloce, ed è uno di quelli che in questo momento ci sta dando tanto. Videogruppo Nicola Gallo. Ciao Leo, buongiorno. Tu sei un veterano di 1000 battaglie. Come mai quest'anno, ne parlavamo anche col mister, ogni tanto, o forse un po' troppo spesso, avete sbagliato l'approccio? La gara di Oporto è stato un po' lo specchio di questa situazione, ma anche l'altro giorno siete andati sotto prima di doverla ribaltare. Credo che domani sia necessario il piglio giusto, se vi siete dati una spiegazione o qual è il problema, non so. Ovvio che domani non potremmo permetterci di regalare neanche un secondo della partita. Penso che quando giochi così tanto, avere un approccio forte e costante per tutte le partite diventi un po' difficile. Questo però non deve essere un alibi. Noi come squadra dobbiamo crescere sicuramente, perché anche il fatto di non aver fatto una pre-season e non aver fatto tanto tempo insieme in allenamento ti condiziona un po', e giocando ogni 3 giorni non sempre le energie mentali sono subito a 1000. Domani sera però abbiamo solo il compito di andare a 1000 dal riscaldamento fino alla fine partita. Rai Dario Morricone. Buongiorno, volevo chiederti qual è, dal suo punto di vista, il rischio maggiore che la Juventus corre domani? Come detto prima, la frenesia. Dovremmo essere molto, molto pazienti, molto ordinati, molto attenti. Il Porto verrà qui per giocarsi la qualificazione, non starà solo a difendere, ma cercherà di colpirci con le ripartenze. Sarà fondamentale la fase difensiva fatta da tutti e 11 nella riaggressione alla palla persa e nello stare compatti. Allora, l'ultima in lingua italiana, RMC Sport, e poi passiamo, se ci sono, alle domande in portoghese. Sì, buongiorno Leo. Domani ovviamente è una partita importante, sappiamo l'importanza che ha Cristiano Ronaldo nel gruppo, come lo trovi, come si sente prima questa partita molto importante per la squadra, che messaggio manda al gruppo? Cristiano è sempre carico quando si avvicinano queste partite. Da una sua intervista sappiamo che lui, se fosse per lui, giocherebbe soltanto partite di Champions, quindi possiamo e potete immaginare quale sia la sua energia in vista di domani. Non vedo domande dai giornalisti portoghesi. A questo punto chiudiamo. Ringrazio Leonardo Bonucci. Grazie mille. Grazie. Salve. Passiamo alle domande per il mister Andrea Pirlo. Cominciamo anche qui dalle domande in lingua italiana. Iniziamo nuovamente da Enrico Zambruno, Juventus TV. Buongiorno mister, considerando le caratteristiche del Porto già mostrate nella gara d'andata in Portogallo, che partita deve fare tecnicamente la sua Juve domani sera? Ma deve fare una partita molto tecnica, perché credo che affronteremo una squadra molto compatta, che l'ha fatto vedere già all'andata, con 2 linee molto strette, quindi ci sarà poco spazio e poco tempo per poter pensare, quindi ci sarà molto ci vorrà molta tecnica, sbagliare poco, cercare di allargarli, cercare di avere molta pazienza, perché non bisognerà avere la fretta di sfondare subito centralmente, ma bisognerà avere la pazienza di poterli far girare da una parte all'altra. Videogruppo Nicola Gallo. Buongiorno mister, volevo sapere come stanno i giocatori che comprensibilmente non possono essere al massimo, quindi da De Ligt, Bonucci l'abbiamo sentito, a McKennie e Arthur, come dovrà gestire questa situazione? Ma stanno tutti benino, oggi si sono allenati tutti, era la prima volta che potevo avere
tutti un po' in gruppo, a parte D'Elite che ha fatto il riscaldamento con la squadra e poi ha fatto a parte, però gli altri sono a disposizione, non sono al 100% della condizione, però è già tanto averli nella scelta per la formazione di domani. Bein, Hussein. Ciao mister, ma quanto è importante la partita di domani e pensa che avrà un peso speciale nel giudizio finale della sua prima stagione da allenatore? Ma domani è una partita importante, decisiva per il passaggio del turno, quindi per noi è come se fosse una finale, ma lo sarà anche per il Porto. Dobbiamo ribaltare il risultato negativo dell'andata e quindi dovremo farlo al massimo delle nostre forze, sapendo che il risultato è aperto e quindi dovremo essere molto lucidi nel poter gestire la partita. Per un mio giudizio non credo, io continuo a lavorare giorno dopo giorno sapendo bene qual è il mio progetto, il progetto della società, però domani è una partita decisiva per la Champions League. Sport Italia, Giovanni Albanese. Mister, non ho capito prima se Chiellini è recuperato, se può dirlo, e se domani è ipotizzabile una difesa a 3. Grazie. Chiellini si è allenato con la squadra, sta abbastanza bene, è normale, venendo da 3 settimane di stop, si è allenato solo oggi col resto della squadra, non è al massimo, però credo che potrebbe essere uno disponibile per domani. Corriere dello Sport, Bonsignore. Buongiorno mister, le chiedo se per lei ha un significato particolare questa partita. Ha detto che è una finale, ma nel suo percorso anche di questo primo anno in panchina ha un significato per lei questa partita che è uno snodo fondamentale della stagione? Ma per me no, ha significato per la squadra, per la società, perché sappiamo l'importanza di dover giocare la Champions League, sappiamo la bellezza di giocare questa competizione e quindi quando c'è la possibilità di giocarti questo tipo di partite è un'energia totalmente diversa, però non credo che per me sia diverso da altre partite importanti. È diverso perché domani è la Champions League, è una competizione talmente bella da giocare, da allenare, che ti fa venire la voglia di scendere in campo. Gazzetta dello Sport, Della Valle. Buon pomeriggio, io volevo farti una domanda su Bernardeschi, ne hai parlato molto bene l'altro giorno, sta crescendo, è probabilmente anche uno di quelli più in forma, volevo sapere su che cosa hai lavorato con lui soprattutto e se può essere appunto una delle sorprese magari domani. Sì, no, con Bernardeschi ci avevo parlato quest'estate in vacanza, l'avevo incontrato al mare e gli avevo prospettato l'idea che avevo in mente, era quella di farlo giocare da terzino sinistro, che secondo me era nelle sue possibilità per la forza che ha fisicamente, per la corsa, arrivando da dietro può sfruttare tutte le sue abilità, avendo anche magari meno compiti nel dover fare l'1 contro 1 partendo da fermo, magari gli avrebbe giovato poi anche per il proseguo della sua carriera. Mi ha dato la sua disponibilità, c'è stato poco tempo per poterlo fare, però adesso che si è messo in testa anche lui di poterlo fare, l'ha fatto bene nelle ultime partite, quindi proseguiremo anche su questa linea. Gol.com, Romeo Agresti. Buon pomeriggio mister, le chiedo se Arthur, pur non essendo al top, domani partirà titolare. Grazie. Sì, no, non è al top, però avendo anche Danilo fuori, è uno dei pochi centrocampisti che abbiamo a disposizione, sì, potrebbe iniziare dall'inizio e speriamo che possa durare anche per un po'. RMC? Sì, buongiorno. Stessa domanda che a Leonardo. Come senti Cristiano? Sappiamo che questa competizione è particolare per lui. Dà una pressione particolare sul gruppo? Come lo senti? Ma lo sento bene, queste sono le sue partite, l'ha sempre dimostrato in tutti questi anni, è carico, ha avuto modo di riposare in questi giorni, avevamo programmato un certo tipo di lavoro dopo la partita con lo Spezia, l'ha fatto bene, l'ha fatto serenamente e quando arrivano queste partite poi non vede l'ora di giocarle. La Repubblica, Emanuele Gamba. Buongiorno Andrea, volevo chiederti se a distanza di 3 settimane ti sei fatta un'idea precisa delle ragioni per cui avete sbagliato sostanzialmente un'ora della partita di Porto.
Sì, no, l'abbiamo guardata e riguardata. Come avevo detto subito dopo la partita, avevamo programmato di poter giocare in un modo diverso, ma quando inizi dopo un minuto e vai sotto per un errore tecnico, poi le carte in campo cambiano, quindi abbiamo dovuto cambiare un po' il modo di giocare, loro anche, perché si sono abbassati totalmente, hanno cercato di ripartire, mentre noi dovevamo avere più lucidità e cercare di avere meno fretta nel poter cercare i pochi varchi che ci avrebbero lasciato. Quindi dagli errori fatti all'andata cercheremo di giovare e trovare delle soluzioni migliori domani sera. Calciomercato.it, Giorgio Musso. Buongiorno mister, se sta pensando a qualche sorpresa come è avvenuto contro la Lazio e poi quanto può pesare comunque l'assenza di un jolly come Danilo nella gara di domani. Grazie. Ma no, sorprese no, non mi piace fare il mago ogni partita, dover cambiare giocatori. Se ho giocatori a disposizione cerco di farli giocare bene nelle proprie posizioni, quindi domani avremo a disposizione qualche giocatore in più, anche se non al 100%, quindi per quello mi ritengo soddisfatto. Certo che l'assenza di Danilo pesa perché è un giocatore importante per noi, però come sono mancati gli altri cercheremo di fare del nostro meglio mettendo in campo la formazione migliore. Se ci sono giornalisti portoghesi interessati a fare domande, vi invito a cominciare a prenotarvi. Andiamo avanti con le domande in italiano. Il messaggero Alberto Mauro. Buongiorno mister, è d'accordo sul fatto che tra Porto e Juve la pressione è quasi tutta dalla parte della Juventus, cioè la Juventus non si può permettere di uscire agli ottavi di Champions League? Grazie. Sì, lo sappiamo. Non ci tiriamo indietro, sappiamo di avere tutte le carte in regola per poter andare avanti, non sottovalutando sicuramente la qualità del Porto, ma anche sapendo che siamo la Juventus e quindi è normale, è nostro diritto dover pensare di superare il turno. Corriere della Sera, Paolo Tomaselli. Buon pomeriggio Andrea, volevo chiederti, visto come è andata poi con i due predecessori tuoi eliminati dalla Champions e poi non confermati alla Juve, volevo chiederti se senti che è in gioco anche la tua panchina domani o se invece senti il contrario, che al di là di come possa andare è un progetto il tuo che sposa la Juve anche più a lungo. Ma se dovessi pensare a questo non sarei neanche venuto in conferenza, quindi so che è una partita importante, io penso a partita dopo partita, domani è una gara scontro diretto, qualificazione Champions League, poi per il futuro io sono qua, ma deciderà sempre la società in base ai risultati come sempre. Rai, Dario Moricone. Buonasera mister, di cosa avrà bisogno domani la Juventus per portare a casa il risultato? Avrà bisogno di vincere la partita, di non fare errori, di gestire i 90 minuti al massimo della concentrazione, con tanta energia, con tanta aggressione, sapendo di affrontare una squadra molto forte dal punto di vista fisico, abituati a giocare questi tipi di partite, quindi non possiamo permetterci di sbagliare neanche un minuto della partita. TMV Radio, Luca Cavallero. Buon pomeriggio mister, volevo chiederle, dal momento che lei all'andata, prima della partita contro il Verona, mi riferisco al match d'andata contro il Verona, aveva detto che studiava dei particolari movimenti offensivi con Morata, volevo chiederle quanto è migliorato a distanza di un girone praticamente, e poi per quanto riguarda Bernardeschi, se è soddisfatto di questa continuità che sta trovando e se auspica anche la sua titolarità domani. Grazie. Sì, Bernardeschi sta bene, ha possibilità di poter giocare dall'inizio come tanti altri. Adesso fortunatamente avremo ancora un altro giorno per pensarci, per allenarci, per riposare e poi decideremo la formazione per scendere in campo. Morata migliora sempre perché è un giocatore intelligente, ambizioso, che è una cosa importante per un giocatore di calcio, cerca sempre di giovare, di trovare soluzioni migliori quando gioca con squadre diverse, gli piace documentarsi sugli avversari e quindi questo è un aspetto molto positivo anche per un giocatore del suo calibro.
Radio Renascenza, Silvio Vieira. Ciao, buon pomeriggio. Mister, lei aspetta che Porto si presenterà a Torino nel suo 4-4-2 tradizionale o peraltro farà una mutazione del suo sistema come già fatto con il City giocando con 3 difese? Ti chiedo una spiegazione per tua opinione, prego. Grazie. Stiamo studiando tutte e due queste possibilità perché sappiamo che può giocare col tradizionale 4-4-2 oppure mettersi anche con una difesa 5, l'ha fatta in diverse partite, non solo in Champions ma anche nelle partite importanti di campionato e quindi stiamo studiando, poi aspetteremo la formazione e vedremo come saranno in campo. Direi che vedo un'ultima domanda, la Stampa, Gianluca Denino. Sì, mister, buongiorno. Le volevo chiedere 2 cose velocemente. Uno, un ricordo anche suo di quel 2014 col Benfica, di cui prima parlava Bonucci, su quella mancata rimonta e quindi cosa non fare come errori, quindi come si impara anche dalle lezioni del passato. E la seconda invece è su una specifica su McKennie. Come sta? Se nel bollettino medico ci sono anche degli sviluppi e delle notizie. Grazie. No, McKennie sta abbastanza bene, ha sempre questo problemino che si porta dietro ormai da un po' di tempo, lo sa lui, lo sappiamo noi, quindi cerchiamo di gestirlo nel migliore dei modi. Sappiamo che può giocare solo un tot di tempo durante una partita e quindi anche in queste ultime apparizioni abbiamo cercato di gestirlo al meglio. Sì, ero presente anch'io in quella partita, avevamo la possibilità poi di giocarci la finale a Torino, quindi la volevamo ottenere a tutti i costi. Come ha detto prima Leo, abbiamo sbagliato tanto, soprattutto perché volevamo cercare di risolverla subito. Abbiamo avuto troppa fretta nel cercare anche di lanciare, di sfruttare i nostri giocatori davanti e quindi abbiamo perso di lucidità. Purtroppo è stata un'occasione persa perché ci tenevamo tutti a fare poi la finale a Torino. Bene, non vedo altre domande, vi ringraziamo. Grazie. Buon pomeriggio.